Buonasera a tutti e benvenuti nel live del giovedì. Stasera conduco io il mio live nel mio canale. Diego non è potuto entrare e quindi gestisco io la diretta. Iniziate a commentare, che facciamo i saluti. Mettete mi piace, mi raccomando, cliccate mi piace alla diretta e se non siete ancora fan della pagina youtuber Diego Laurenti, mettete mi piace e Cheese, ma fa mocca mamma, sto me merda. No, siamo qua, sto qua. Abbiamo cominciato questa diretta, ho fatto cominciare Checco perché volevamo fare uno scherzo che tra l'altro non avrà fatto mettere paura nemmeno a mia nonna, però non ce ne fotte proprio perché lui ha pagato. Interessa. E buonasera a tutti, ciao a you, benvenuti. Giovedì sera 21:12 ho fatto un poco tardi, mi è stata buffando le parole, però pure io mangio magna cozzo. Mica potete mangiare solo voi per cozzo che le vostre, già mangiato pure io. Quindi ho mangiato una pizza a volo e sono venuto qua. Allora, lui lo conoscete già, è Checco Caruso, è il mio socio, diciamo che il mio migliore assistente, perché Checco lui mi sta aiutando con la pagina, è lui che sta condividendo molti dei link che ho visto che voi avete condiviso in modo veramente assiduo, tipo che lo usciatushi. Uscia spaccato. Ha spaccato, usciatuscio vera spaccata. Grazie per essere connessi, siete già a 107, 107, sì, siete già a 107, spero che continuerete a crescere. Ciao Checco, ti saluto pure a te per una formalità. Mamma mia. E che stai, Checco Caruso, ma ne bacia gente. Allora, stasera mi avete trovato un po' più barbone perché diciamo che con l'influenza, con tutte queste cose qua non ho avuto né il tempo di fare una lampada, né il tempo di andare a tagliare i capelli, né il tempo di andare a fare la barba, quindi mi state vedendo proprio come mamma mi ha cacato. Quindi niente. Allora, ok, ci siamo. Ora già siete 637, io state crescendo a vista d'occhio. Faccia educare. Faccia educazzi. Allora, oggi mi è successa una cosa bellissima. Voi dite che cazzo ce ne fotte a lui? No, ve lo devo raccontare perché io ho conosciuto, grazie ai video, ho conosciuto dei ragazzi, cioè due ragazzi in realtà, un ragazzo e una ragazza, Rosa Di Vaia e Giovanni, che vabbè ci siamo conosciuti perché abbiamo cominciato a parlare, che mi hanno apprezzato e mi hanno mandato un bel messaggio dove mi facevano i complimenti. Poi chiaramente abbiamo parlato, abbiamo discusso, Rosa è venuta a ballare qualche volta con me. Giovanni ho avuto l'opportunità di conoscerlo a Piazza Nazionale, insomma, parlando del più e del meno, eccetera, eccetera. E comunque oggi Giovanni, Rosa e altri due ragazzi, cioè altre due ragazze, sono venuti a casa mia e mi hanno portato una torta bellissima, che è quella che io ho postato già nei miei profili e posterò poi dopo pure nella pagina. Immagino. Me l'hanno portata oggi, non perché oggi sia il mio compleanno, perché il compleanno mio è fra 3 giorni, il 20 aprile a Pasqua. Però visto che comunque Giovanni doveva partire, ha preferito portarmela oggi. Questa è la torta che mi hanno portato. È stata una bellissima sorpresa, vi voglio bene, voglio grazie per il vostro pensiero, grazie veramente per essere stati così dolci, non mi sarei mai aspettato, vi dico la verità, sta cosa, però questo è il bello di quando succedono le cose belle, quando meno te l'aspetti, insomma, da chi meno te l'aspetteresti, non perché loro sono persone chiave o cose simili, sono bravissimi ragazzi, però visto che comunque non abbiamo avuto ancora modo di frequentarci in modo assiduo, io non mi sarei mai aspettato che loro avrebbero potuto fare questa cosa. Quindi sono molto molto felice di questa cosa, grazie ancora. Poi in questa settimana è uscito il chat roulette, come si chiama? Il chat roulette dei piselli alcolici. Spero che vi sia piaciuto perché ho visto che sta andando veramente fortissimo, già sta tipo 11.351, leggo bene? 11.000, vabbè, comunque quasi 12.000 visualizzazioni, quindi credo che vi sia piaciuto e lo spero veramente.
che faccia dice più, basta, non vi devo dire più niente. Stasera, come sempre, la live, perché lo sapete che senza live io non vivo, cioè per me è più probabile che faccio la live piuttosto che una settimana non faccio un video. Quindi sapete, ormai per me la live è una cosa da fare. E non vi nascondo che la live la vorrei strutturare un poco meglio. In che senso? Non che così magari con la mia camera dietro o così molto confidenzialmente, amichevolmente, a pane e puparola, a pane e peperoni, i peperoni! No, perché a pane e puparola non ci piace o perché non piace a me, però visto che a me piace crescere sotto il punto di vista anche di youtuber, io vorrei fare una cosa, vorrei prendere uno spazio che chiaramente non è questo, perché questo non è spazio, perché io in questa stanza si facciano pirata, in questa stanza o rimanghi o rimano pirata, cioè, molto chiaramente. Vorrei prendere uno spazio da adibire tipo come uno studio televisivo, è un parolone, però per rendere l'idea, con le luci giuste, con i microfoni giusti, per rendere comunque la live più piacevole, eccetera, eccetera, eccetera. Però questo è un progetto che, insomma, io ho tanti progetti. Questo è un progetto che penso che porterò a termine e farò, quindi le live miglioreranno sicuramente a vista d'occhio sia qualitativamente che come contenuti, perché per adesso noi facciamo queste live dove in realtà non c'è un vero, sì, non c'è un vero senso della live. Le live le faccio semplicemente per stare un po' più vicino a voi, però io vorrei fare una cosa, il giovedì sera io vi vorrei proporre un vero e proprio show, se si può dire così, dove magari Checco Caruso non sta a casa sua ma sta in studio con me, dove magari l'ospite che dovrà venire non starà a casa ma sta in studio con me, dove magari possiamo cantare dal vivo, dove magari possiamo fare tutto quello che ci possiamo baciare i calli dei piedi, ci possiamo mettere le dita nell'ombelico, possiamo fare tutto quello che vogliamo, però c'è già riuscito. Vabbè, io comunque ringrazio già i 152 spettatori, ringrazio le persone che erano già connesse prima ancora che cominciasse la live e tutte le persone che si stanno connettendo in questo momento. Non ce la faccio già a parlare, quindi la live è finita. Ciao, addio, ci vediamo giovedì prossimo. Alla prossima. No, addio, non è vero. Non è aprile, però stiamo facendo comunque i visceri stasera per farvi capire. Allora, io comincio a leggere qualche domanda, poi che così magari... Aspetta, allora, parliamo prima del Comic-Con. Allora, a maggio ci troverete al Comic-Con alla mostra d'oltremare, penso il 1° maggio andremo, sì? Non lo so ancora, dobbiamo ancora... Data ancora da definire, poi vi aggiorneremo e ci troverete a me, a Diego, vabbè, specialmente a Diego, foto, video con Diego e tanto altro. Poi se portate €1 ciascuno e siete almeno 1000 persone io vi amo. No, sì, avevo pensato di fare questa cosa al Comic Con perché è un evento veramente molto bello, a cui vi dico la verità non sono mai aiuto perché non sono mai andato al Comic Con, però ho visto le foto, ho visto i video, insomma è una bella cosa. Non che io sia un amante dei manga o cose simili, oppure guarda quello sta vestito da Goku, a me mi viene anche da dire fra chi ti ha fatto vai scendere la coppa così, però ognuno ha le sue passioni, cioè a me mi piace per esempio la sagra dello scotch che non attacca, sono cazzi miei. Io comunque voglio fare questa cosa, voglio fare questo raduno, insomma per dare la possibilità pure ai ragazzi che non sono potuti venire ad altri raduni. Poi vi avviso, cioè dopo il raduno del Comic Con a Napoli, raduni, basta. Nel senso che magari forse se ne parlerà dopo l'estate o cose simili, vedremo un poco. Perché dovrei fare un raduno a Roma, penso il mese prossimo con Jack. Sì, avevamo pensato di farlo insieme, proprio sia per stare insieme che per unire un po' tra virgolette, le forze, gli iscritti e magari passare un po' di tempo con altre persone. Quindi voglio questo ultimo raduno a Napoli a maggio al Comic Con, vi faremo sapere se l'1, il 2, il 3, il 4 non lo sappiamo ancora. Esatto. Basta. Poi vi ricordo qualche altra cosa che cliccate mi piace alla pagina, mi raccomando, e possiamo iniziare a leggere le domande, vai. E mettete pure un mi piace alla diretta, magari se vi va. Se non vi va mettete lo stesso, perché sennò vi schifo. Se no
Ma fa mocca a Mammoth. No, fammi Moccannam, sto mi piace merda. Ah, allora, a posto. Cominciamo. Vai. Marco di Napoli, Diego, per guardare te mi sono attrezzata, vado a con la Coca-Cola. Grande. Raffaella De Carlina, Diego, saluta la pagina YouTuberine e YouTuberine e a me la ragazza che la gestisce, Raffaella De Carlina. Ciao Raffi, un grandissimo saluto alla pagina YouTuberini e YouTuberine. Anzi, se volete iscrivetevi perché è una pagina che io supporto tra le tante che sono state create, non perché le altre non mi piacciono, però Cristo mi piace particolarmente. Diego, se una fan si facesse il tatuaggio come tuo sul braccio, mi chiede Angela Grasso, non lo fate perché io l'ho fatto perché YouTuber con me ormai è la mia vita, il mio canale, eccetera, eccetera, è tutto quello per cui io ho ancora degli obiettivi e dei sogni e delle speranze. Può essere che un domani io faccio un video dove picchio gli albanesi e voi mi odierete per questa cosa, quindi il tatuaggio non si toglie, il tatuaggio è una cosa che resta, non lo fate, fatelo per me, non lo fate. AC2900, ciao Diego, sempre bellissimo, il disegno finalmente fatto e finito, ma te lo posto domenica come regalo di compleanno, spero ti piaccia quando lo vedrai. Grazie AC, non vedo l'ora di vederlo. Ciao Raffaella De Fazio, un bacione. Ciao Lella. Dopo casa mai ti facciamo entrare un po' in live, Raffi. The Boys of Street, Diego era buona giornalista di Fiesta TV, è una bellissima ragazza, voglio. Mirea, veramente bellissima, cioè vi posso dire che è pure più bella da vicino che dal video. Guardate che vi sto dicendo, ma sto sbilanciando, no, io lo sapete che io vi sto dicendo una cosa che vabbè, la gitto comunque, è pure più bella da vicino. Poi è una ragazza dolcissima, una ragazza gentilissima, tante cose, è stato fortunato. Diego, mi saluti, a 14 anni sono un tuo grande fan, Arcand Guardian, ciao. Che cosa, leggi qualcosa tu? Allora, che cosino grande, seguo la pagina, i video, Diego salutami pure tu, Chand PBI, ciao. Allora, Jennifer Pagano, Diego saluti il gruppo di WhatsApp, un saluto ai love youtuber. Ciao, grande, il gruppo di WhatsApp, sono bellissimi, te lo giuro, loro parlano dalla mattina alla sera tra di loro, come sono belli, sono troppo dolci, ciao. Auguri. Allora, Diego, il prossimo video commento, non vedo l'ora quando esce e su chi sarà, Achille Cerbone. Allora, io il prossimo video commento stavo pensando di fare, vabbè, a parte che avevo pensato di fare il video commento su Diego Laurenti, che è un ragazzo che fa video su YouTube, e vorrei fare il video commento su di lui, e ve lo giuro che arriva, sai, proprio a roba di giorni proprio, sicuramente arriva il video commento su Diego Laurenti, e poi vorrei fare qualche video commento su qualche personaggio che già è sfumato, nel senso che farò qualche video commento su Peppe Fetish o su questi fenomeni che sono, insomma, hanno segnato comunque la storia. Aspetta, Noemi YouTube. Laura Latina. Anche, Diego, ti sei divertito facendo un'intervista di Fiesta TV? Noemi, sì. Più che divertito, è una bella soddisfazione perché voi conoscete il lato cazzuto di me, quindi conoscete quel lato dove faccio ciao a tu, oggi facciamo il video commento perché che so. Invece quando fai un'intervista tu devi comunque essere una persona seria e rispondere alle domande con una certa come si può dire, una certa eleganza, se così si può dire, con un senso, devi dare una risposta, insomma, non puoi deviare. Quindi mi sono divertito, è stata una bella cosa dell'intervista di Fiesta TV, se la volete rivedere, anzi se volete vedere la versione integrale, che sarebbe quella di 20 minuti, non quella di 12, voglio dire, quando che finisco la diretta, wow, sto proprio stanco da credere, perciò sto lento stasera. Ma che finisco la diretta, posto una fotografia dove c'è scritto tutto il palinsesto su cui andrà in onda poi televisivamente parlando l'intervista. Diego, mi saluti al mio amico Mario, ciao Simone e Mario, ciao. Mister Troia, Diego, saluti me, Salvatore e mia mamma che ti segue sempre, Marianna. Ciao Marianna, ciao Salvatore. Devo prendere il saluto perché ti amo e ti sposo, giuro che ti sposo. Angela Grasso, va bene, ciao, sarò sposo. Martina Urz, Diego, mi saluti in live, sono quella che ha fatto il video con i bigliettini. Marti, sei dolcissimo, oggi Marti mi ha fatto un bellissimo video con i bigliettini, dove ha scritto tante cose belle. Made in Naples TV, Diego, per favore saluti questo canale che fa video appoggiandoti piacevolmente perché il divertimento parte da te.
Ciao, Made in Naples TV, ciao, grazie mille per il vostro appoggio. Sara Scanu, visto che il 26 Leo viene a Napoli, vi vedrete per fare qualche video? Allora, noi abbiamo già un video in progetto io e lei insieme che dobbiamo fare e vedrò di chiamarlo in questi giorni perché già ne avevamo parlato quando siamo stati in live insieme, già mi invitò alla presentazione del suo libro. Però gli faccio una chiamata perché sicuramente lo raggiungo e se abbiamo modo e si trattine magari una giornata qua, facciamo pure le riprese per quel video che dovevamo fare. Che ne pensi del Noci di Rocco? Ciao Diego. Sivero Fabio, Fabio Sivero, Fabio Sivero. Fabio, è il nuovo CD di Rocco. Io Rocco l'ho sempre apprezzato, così come Clementino. Perché? Perché hanno sempre tenuto uno stile underground. Però ho visto che, almeno ho ascoltato, guardi, scusatemi se mi permetto, fan di Rocco non va pigliatemi, però io sono una persona sincera. Mi sono accorto che il Rocco nell'ultimo disco sia un po' commercializzato, nel senso che i testi cominciano a diventare prevedibili, le basi cominciano a diventare pop e questo non è rap. Ecco. Intervista al tubo, dico, se non avessi avuto questo successo avresti continuato a fare video? Sì, cioè a me calcola che diciamo che il pezzo forte diciamo di video è stato quello di Giuseppe Sapio, è arrivato dopo 9 mesi che facevo video e Checco lo sa, perché Checco è una di quelle persone, dovete sapere che io quando ho aperto il canale YouTube ho conosciuto, ve l'ho detto un sacco di volte, Stefano De Martino della pagina di video più divertenti di Facebook e ho conosciuto, tra virgolette, ho conosciuto che già ci conoscevamo dalle scuole superiori e Checco, che facciamo l'Alessandro Volta tutti e due. Quando poi ho conosciuto loro, dovete sapere che l'estate scorsa io non andai in vacanza, allo stesso modo pure Chicco, Stefano e cose. Comunque rimanemmo a Napoli, chi per vicissitudini proprie, chi per altre cose. Noi la sera puntualmente facciamo la chiamata su Skype e cominciava alle 10 di sera e torniva alle 4 notte, dove parlavamo tutto, eravamo una decina di persone. E Checco lo sa bene che io Sì. all'inizio non c'era tutto questo successo, Checco ti ricordi? No. Voglio dire, al massimo riuscivo a raggiungere quei 200 mi piace, ma sai come? Su Run, chiaramente la gente mi aggiungeva, però il canale piano piano cresceva, ma sono sicuro che avrei comunque continuato, perché, vi ripeto, fare video diventa una droga, cioè tu Una passione. sì, diventa una vera passione proprio. Ti piace proprio? Poi da Giuseppe Sapio non si è capito più niente, tipo da 8.000 iscritti a un boom 50.000, quindi vabbè. Giuseppe Sapio, sì, ripeto, è un video che tra l'altro a me non mi piace nemmeno, però vabbè. Non volevo anche caricare, figurati. Cioè, da venire, il codice che tu non mi saluti, ciao, Lorella Vaccarello, poi dico buonasera, come sempre qua il video a Liberty con Sapio, a che ora era? Allora, va giù, il video che ho messo con Sapio fa parte, erano delle riprese per un programma televisivo che partirà a breve che si chiamerà Stars on the Road, dove si faranno provini in giro per i centri commerciali. E in questo programma io sarò l'intervistatore bastardo in pratica. Quindi ho incontrato Sapio, cioè Sapio è venuto a fare il provino per questo spettacolo, insomma io stavo là, avevo fatto l'intervista a tutti i personaggi, tutte le persone che erano venute a fare i provini, però non so, cioè, l'audio non si sentiva bene, quello di Sapio invece si sentiva buono, c'è proprio la malattia di Sapio. Simone, devo fare un video con Matano. Simone, ma Matano, a me. Wow, ma posso... Ah, quando mi caga a me, Matano non sa nemmeno l'esistenza del mio canale. Si ti chiama Telecom come dice? Che cosa dico? È chiamata, a volte il signore non è a casa, io sono la Filippina. Gli scrivati del tubo, vieni al Comic Con, hai visto il video in cui facevo il disegno su di te? No. Dove sta? Sta nel tuo canale, però vado a vedere. Che tu nel frattempo leggi qualche altra cosa, io vado a vedere il video degli sclerati. Allora, salutami Man e Casatil. E vabbè, il nome è Strevzo, non lo so pronunciare. Poi, allora, vuoi fare un video commento per Peppe Fetish intervistato da Andrea Di Pre? Made in Naples. Poi, Diego, il prossimo video lo fai su Sapio e il Pulcino? Ciao Diego, sei fortissimo, ti seguo sempre. Diego saluta me e Mario Caputo, non ci saluti mai, ti seguiamo sempre.
Poi... Io non mi pigliate allora se non vi saluto sempre. No, raga, sinceramente, sono Che molti cosa? messaggi che nelle banchi. Appunto, è difficilissimo leggere tutti i commenti. Diego, ma Allora, Diego, ma sei andato al Marconi? Io non sono potuto venire, mannaggia, mi saluti. Achille, no, non sono potuto andare al Marconi perché pensa che quella mattina per l'influenza, a me l'influenza quest'anno mi ha preso abbastanza male. Sono dovuto andare pure in ospedale, quindi non potevo nemmeno andare al Marconi a fare lo spettacolo. Quindi tu non ci sei andato, io non ci sono andato. Chi cazzo aiuta sto Marconi? Mattia Demitri, mi saluti Diego, ciao Mattia. Marco Parmentola, ciao Diego, sei mitico e simpatico se puoi salutarmi. Ciao Marco, grazie mille. Oye, che cosa? Pure tu hai Lorella Vaccarello. Carmine Arcello sta continuando a dire Hitler è ricchi, ero pum ti sento con naso. Born to play, not to study. Mi saluti, non mi caghi mai. Ciao, scusami, ma in frase non riesco sempre. Vorresti mai andare in TV quando il tuo canale sarà cresciuto di più? Robert Duo. fa pure a lui. No, ma sì, il pallo che mi bloccai, mi hai fatta diventare cagagli in un attimo. Allora, sì, mi piacerebbe, il mio sogno massimo è la televisione, però mi piace, diciamo, la carriera che sta facendo Matano e Wilbush e tanti altri ragazzi che sono partiti dal web e poi sono sfociati in altri campi come la televisione, la radio, eccetera, fanno quella cosa, però comunque hanno un canale YouTube aperto. Cioè, prendi i Pampers, ad esempio, i Pampers hanno colorato, però hanno ancora un canale YouTube dove fanno i loro video. Quindi questo è il mio scopo. Video il canale YouTube, poi non voglio lo fa, per niente al mondo. Rosy Starghi, Diego, la gente capita che ti riconosce per strada? Sì, sì, come ti comporti? Sì, Rosy, fortunatamente capita tantissime volte che mi riconoscono per strada. E io come mi comporto? Io ti ringrazio, abbraccio chi magari mi fa il complimento. Se qualcuno mi dice Sinaloto, ringrazio allo stesso modo, anche se non mi è mai capitato fino ad oggi, fortunatamente. Anzi, sono Chiate. cose belle. Ivano Stella dice Ivano è Masquan e Kanhal. Vieni a qualche scuola a Fratta, per adesso non ancora, non so. Domenico Calloro, quando vieni al Magic Vision di Casalnuovo? Il 26. 26 al Magic Vision sarò al concerto di Uptriside e quindi già sai, se volete venire. Raffaella De Carriera dice: guarda Diego, giura che ti piace la mia pagina dedicata a te, ti giuro, Raffi, mi piace tantissimo la pagina. Youtuberini e youtuberini. Nami Sider, Diego, conosci Nirchiop PS? Salutami. Sì, ho conosciuto Nirchiop pure al Web Show Awards e sono forte. Hai mai provato ad andare a Radio Marte? Dice Lorella Vaccarillo. Guarda, allora io stiamo tenendo a Radio Marte. Ci andavo quasi sempre, ancora oggi passano le parodie mie. Infatti faccio un saluto a Fabio Brescia e Peppe Accardo di Radio Marte. Ho visto Frank Matano, forse farà un video con Siani, ti piacerebbe vederli insieme. Achille, io ti dico la verità, guarda, a me sarebbe piaciuto, ma no perché sono io, tu dicevi, va buono, tu perché sei tu. Ma la gente mica la pensa tutto quanto come te. Ti dico come la penso io. A me sarebbe piaciuto fare un video insieme a Frank Matano e a Siani, per due motivi. Frank è stato un ragazzo che ha saputo costruire, ha un bel carattere, una bella personalità. Siani è il mio idolo. Quindi fare un video con loro su due personaggi che apprezzo tantissimo mi sarebbe proprio il massimo spicco dell'apoteosi del mare, perché quando tu vai a mare pensi che l'accendino non accende il fuoco, dipende sempre se la stiratura te la fai con la piastra oppure se le casse si sono rotte sotto agli occhiali. Capito? Roberto Di Maggio, pensi di poter venire mai a Catania? Sì, vabbè, io sto organizzando delle varie tappe in Italia per fare i raduni, quindi credo anzi credo sicuro che pure la Sicilia la toccherò. Oddio, sto perdendo la bolletta della Serie B solo per il Trapani che perde 2-0, io tengo non è troppo veloce, voglio commenti. Fra, mi dispiace, allora non fa niente, non la piglia sta bolletta, piglia la prossima volta. Già te lo dico, ma fa qualcosa assieme, sono un pianista, ma ho usato in una tank. Francesco Mazzo, come? Francesco Pianiziano.
Canta un pezzettino di Leborina, non si tocca. C'ho voglia stasera, voglio cantare. Abbiamo fatto una pazzia per amore, se sì, quale? Sì. Ho fatto una pazzia per amore, ho dormito per strada per una ragazza. Tu pazzi di questo? Pazzo. Diego, pensi di ottenere il sogno della TV? Michele Chiavaroli. Chiavaroli. Ciao. Ma Chiavaroli di cognome. Michele, cioè, scusami, io Michele, scusa. Posso accendere la sfuttere, però mi fa ridere Chiavaroli. Cioè, immagina... Michele chiama. No, ma a parte immagina a scuola come Chiavaroli, invece lo strunzo, ma chi Chiavaroli? Io spero di raggiungerlo questo sogno, voglio poi un messaggio se capita, capita. Angela Dombre. Achille Cervone, te lo dico da uno che ti segue moltissimo, tu somigli molto a Siani da come parli ai tuoi movimenti, si capo, dico, no, fra una stammata, è stato parte di Siani. Diego, entri dopo hangout con quelli di ieri, ci sono anche io, Carmine no, stasera purtroppo no, perché lo sapete che il giovedì sera io lavoro, sta la serata al De Paris, quindi... Make Up Collection, hai mai cantato ad un compleanno o a qualche festa? Uff, voglio. Guarda, aspetta, come si legge sto coso? Xlixere. Cope. Fai un concerto al San Paolo. Il tempo che organizzo giorni. Che cosa? Leggi un paio di domande, scendo un secondo giù. Vai. Allora, Diego mi saluti. Allora, te lo dico da uno che ti segue moltissimo, tu somigli molto a Siani da come parli, dei tuoi movimenti, suo capo Diego, Achille Cerbone, poi, crediamo in te, Lorella Vaccariello. Vabbè, allora volevo fare un saluto al gruppo di WhatsApp, a Sara, a Katia, Carbonella, poi a Noemi, a... come si chiama? Io ne siete troppi. Ne siete troppi? Non mi ricordo. Allora, poi sì, al Comic Con veniamo, non si sa quando, vabbè, poi vi aggiorneremo. Checco è troppo forte, il sorriso a 32 denti. Ciao Ida, grazie. Poi allora, chi è? Vedi, sei un grande Gori Crib. Ciao ragazzi, io sono Diego, ho pepininghe angui e vengo da Napoli e mi mangio un loa che è la faccia vostra. Bravo. Lo hacker, che bontà. Devo fare altri tatuaggi, Elio, sì. Io amo i tatuaggi. Ne devo fare un altro qua. Così faccio qua e qua. E poi ne faccio un altro qua. Carmine Arcello sta continuando a dire i televerricce. Ma quando? Facci sapere almeno, ci organizziamo. Ma c'è svitando. Prima guarda i profili delle persone che ti aggiungono, magari per vedere se hai qualche fan carina, o anche se vuoi leggere i loro stati e le loro cose. Sì, vabbè, sì. Non ti nascondo che quando vedo le nuove richieste di amicizia, chiaramente, se capita, vede già davanti prima piccolo, che quando uno è tosto, io è tosto pure in da richiesta. Allora tu fai che li fatto, ok, accetta, metto, per fare. Diego, salutami se vuoi, clicca mi piace le migliori frasi di Diego youtuber Laurenti. Grazie Raff, ciao. Quando faccio... Che co? Un saluto Adriana, vai, allora, mi fai un po' di pubblicità? Roberto Di Maggio dice, Checco, ma che fine ha fatto la pagina? Ho capito che ha cambiato gestione, ma come mai? Rispondi, vai. Ragazzi, è successo... non lo so spiegare nemmeno io, praticamente se la sono voluta... Vabbè, diciamo che hanno cambiato gestione, poi non posso dire più niente, non si sa perché. Poi... bah. Se l'hanno venduto, aiuto! Se la sono venduta, quindi... questo è. A me... E non è stato... Sinceramente, mo mi dedico alla pagina di Diego, speriamo di crescere sempre di più. Dai, stasera ai 19.000 di festeggiare in live. Che Gennaro mi ha detto quanti anni hai? Allora, tengo 19 anni.
Allora, poi Diego fai un freestyle, Diego non ha voce. Poi Diego salutami me e mio fratello Gianluca, sei un grande. Mattia Altieri. Grazie. Ciao, aiuto. Se stai affogando per te salutare. Poi Diego, sono un tuo fan, ti seguo da sempre. Ciro Carrillo. Poi lo hacker. Vai, dici. Grandissimo Ciro. Dov'è che Allora, ci va a fare li fotto tutti i dati. Ti fotto tutti i dati. E che vuol dire? Kite. Non lo so, guarda, a volte è difficile capire. Crediamo in te, può pure io, Vai. il tatuaggio mi dai un consiglio. Gennaro, il tatuaggio, il consiglio che ti posso dare, i tatuaggi devono essere sempre una cosa che ti rappresentano. Che se no ti scocci e tu lo e il tatuaggio non si può lo. Quindi pensateci bene. L'innominato, ancora qua, è ad affaticare. L'innominato è una merda, tu lo conosci tu, ecco. No, non ti possiamo nominare. È un mago, diciamo. Sa fare un sacco di magie, però non sa sparire. Peccato. Ah, sì, ho capito che è. Poi gli dico una cosa, Ricco, visto che comunque c'è ancora un po' di tempo, mo facciamo entrare, Vai. Facciamo entrare Fabrizio Cerrone. Wow, Francisco si chiama. Cerrone. Francisco Cerrone. Facciamo È entrare online? Sì, Ci sta? sì. Vai. Dovrebbe entrare Fabrizio Cerrone. Non è mi baratto che si spara le foto e cose. E comunque capito che il fatto che voglio fare delle dirette, voglio fare una bella cosa fatta bene. No, ma che cazzo, sai? Vabbè, poi cosa mai mi dai? Allora, Ferrari non dico che deve fare un ask. Conosci dei fuori Gecos? Che ne pensi di loro? Non mi hanno fatto mai ridere, voglio. Cioè, ve lo dico proprio onestamente, ma proprio quando mi ricordo che c'erano a Napoli c'erano due di loro che facevano video, tra cui uno di questi due era i fuori Gecos, a me non mi facevano proprio ridere. Ma non è per cattiveria, cioè, ma da credere, perché sennò manna muri mortimi, non è per cattiveria. Non mi facevano ridere perché non c'era qualità, perché non c'erano delle idee, quindi i contenuti non è che erano ste genialità, semplicemente però non mi facevano ridere, niente proprio, mi dispiace. Mi spiace di avervi deluso, io non volevo, perché non volevo. Sara Ferrelli, pure io ti amo, ciao. Sara Ferrelli è un'altra ragazza dolcissima che seguite. E poi a un certo punto un saluto a Antonio Di Palma. Antonio Di Palma che è un ragazzo molto veramente bravo. Mi ha fatto sempre molto divertire. Scusi, allora? Dani Esposito, una stanza per 4. Primo luglio, io sola, sì. Identico. Sì, con la pensione, perché con la pensione mia. No, è forte, a me io me lo rimpiango, Frank di quel periodo me lo rimpiango. Mamma mia, va. Ma sta facendo Steve Vine, ma che fa? Ma che scherzo telefonici, mamma mia, ha reputato. Sì, ma è peccato comunque che non abbia continuato. Va, come no, ma. Mi dispiace. Al Comic Con c'ho di cima al Comic Con, tanto bene, ma. Boh, ma non ti daranno modo di parlarci sicuramente. No. Tu dici di sì? Non penso. Ma quest'anno hanno messo pure la categoria YouTube, giusto? Negli Ma quando esagerato, stanno Nirchio, i DJ collabo, i DJ pure l'anno scorso, ma poi vengono pure i gamers, tipo Gabbo di Squared, Gods Dread. Gabbo è fortissimo. Gabbo è il mostro, ma che hanno spaccato, sinceramente. Gabbo è stato, visto... Gabbo è stato pure Web Night Show. Sì. Cioè, praticamente, a me Jacopo Morini sono l'unico che Jacopo Morini non sta cacando proprio, nel senso non ci pensa nemmeno a invitarmi a Web Night Show, cioè proprio non lo so, sto antipatica a Jacopo, però vabbè. Questo è bello, ma. Però a me piacerebbe partecipare a Web Night Show, però se non mi chiamano. Comunque, visto dire, come ti avevo detto io, a maggio aprono le votazioni per chi sale sul palco, capi? Ah sì?
Quindi mo a far crescere la forza pagina. Per questo ho fatto la battuta, ho detto Jacopo Morini non mi vuole invitare per niente. Omiatol, che tra l'altro Visto? saluto se si vedrà questa diretta. Omiatol è stato candidato insieme a me. Sì, come? Eppure è già stato ospite al Web Night Show. Quindi non lo so come funziona per diventare... Ma tu dici... secondo me tu dici che chiamano i candidati ai Web Show Awards, ai Web Night Show, e secondo me può darsi, sai? No, non hanno chiamato i candidati, perché Omiatol sta nelle Revelation. L'hanno chiamato. Bah. Boh, non lo so. Vabbè, se chiamano i French Mall, secondo me, come dici tu a lui. Non penso. Ma lo sai che io devo chiamare Marco di French Mall, che ho fatto una bruttissima figura, che io quella mattina non sentii il cellulare, non mi svegliai, io mi dovevo vedere con Marco qua a Napoli. Chi lo sta a Napoli, Marco? Gabriele Cito dice un hacker che mentre tu mangi wafer ti fotte i dati, capito? Fai tranquillo, come lo fotto. Ma dopo di questa chiudiamo la diretta, è stato un piacere. Vedi queste, le hackerate, le cose, le lamerate, sai, di entrare nei computer, di fare le facevo quando tenevo 15 anni, però le facevo bene, tra l'altro, che le facevo insieme a un mio amico, entravamo nei computer di tutto il mondo, ci potevamo le password di tutti quanti e pariamo. Odi, dove sta Cerro? Non lo so, Raffi. Lo volessimo sapere. Volessimo sapere veramente. Vabbè, ho mandato il link, ha pure visualizzato, quindi penso che dovrebbe arrivare fra pochissimo. A breve. Sì, a breve breve. Il prossimo tatuaggio che farai cosa sarà? Sarà una croce, ma non una croce, diciamo, aspettate, dico non ti chiamano perché la maggior parte di questi youtuber sono appoggiati da manager tipo Luca Casadei. Lo so, ma vabbè, tanto di cappello per Luca che è un grandissimo, ma pure Omiatol è fortissimo, non è che io dico che a lui sì, a me no. Cercavo di capire solamente quali erano i criteri per essere invitati, ma poi figurati. Cioè, fu Samarone tra Sistra Casadei. No. Voglio, però smettila di litigare perché magari una persona non piace Gabbo, oppure non piace youtuber. Non me ne fotte, sia lui piace tutto. Dì, ma perché non fai una sorta di dibattito di qualcosa che hai in mente, qualsiasi cosa che sta bene? Oh, è arrivato Cerrone! Fabrizio Cerrone tra di noi che sta aspettando. Sì, è connesso, però non ha ancora messo la webcam e la... Diego! Buonasera Fabri! Grande Diego, grande Francesco! Ciao Fabri! A posto, aiuto! Tutto a posto? E a te? Tutto benissimo, oggi un po' vega qua, però voglio stare, voi morite a me. Io ti no, è Motri. Spiega già con già sta cazzo webcam, oggi mi è caduto in quindi... Ecco. Ma perché non ci vedi? No, io non spiego a Francesco Vega, a te no. Francesco Vega è una faccia che ride sempre, mi fa morire. Francesco è una paresi facciale. Ma vabbè, secondo me ha dato un problema, vedi, però mi fa morire. Cioè, per esempio, se stesse triste mi sta a Francesco, dicesse Francesco, fammi la faccia sempre felice. Faccio un video 10 ore della mia risata. Guarda, è incredibile, la data c'è una live, guarda, sempre sta faccia che mi è rimasto impresso, sparo, che felicità, è proprio un uomo felice. È fortissimo. Bello, bello. Poi allora, tutto a posto? Tutto bene, tutto bene. Cerro, si lavora, si progetta, si fanno tante cose. Ottimo, ottimo, voglio... Invece ho visto che stai cominciando a fare pure dei mini video. Oggi stiamo perdendo la capo. Ultimamente stiamo perdendo la capo, stiamo facendo questi piccoli video, però ci divertiamo, ma c'è la verità. Veramente stiamo facendo a pazzi che poi sono tutti stupidi. Sono tutte cose proprio a mongoloide proprio, però... Hai visto quello che ho fatto io ieri in pagina? Non ci capite? Hai visto quello che ho fatto io ieri nella mia pagina? Ah, Kill Scottex, pure che cazzo, là, Un sacco. Bello, mi è piaciuto. Scottex, è bello. Cioè, non hai mai pensato a questo doppio senso? No, ma devi sapere che allora, a me capitano, vengono dei momenti scemi, no? Per esempio, ieri ho cominciato a fare tutto strunzato. Tipo facevo vicino a un maniero, a Capodanno io sparo le bottiglie. Tipo questi scimità qua, no? A un certo punto io faccio, Scottex. Ho detto, ok, questa è buona.
tra le Sì, tante... sì, è bella. Senti, Poi poi ci è capito esagerato, ci è capito un po' passi troppi senza esagerato, allora toppari e diciamo, mo facciamo il foto, quando è buono. senti una cosa, Cerro, io mese prossimo, visto che tu sei il mio compagno di viaggio ormai, Sì, abbiamo fatto un grande viaggio a Roma, abbiamo fatto un Tutti grande a viaggio Roma, Cerro, tutti a Roma. cioè, tutti a ieri Roma, noi siamo di Napoli, ci siamo conosciuti a Roma in pratica, va capito? sì, è vero, è No, vero. io ho pensato, vabbè, a parte che ora ci sarà il raduno al Comic Con, se vorrei venire pure tu, perché ci stanno pure altri youtuber, quindi... Ma Fabio, vieni, vieni. Non lo so perché c'ho un jet pure a Francesco, che forse Tieni lo tengono... stage, dai. Però non è sicuro, quindi può essere pure che vengo. Sinceramente non può cazzo a fare su stage, volessi venire più a su Comic Con, perché non so mai avuto. Ma Però... ma secondo me che cazzo, che tutto quanto studio, parliamo non so, io vengo su da Cerrone. da Cerrone addirittura. No, Non è un'idea. Fabri, scusami, io avevo pensato, dopo questo qua, il mese prossimo, avevo pensato di fare un raduno a Roma. Cazzo, a Roma. Quindi che volevo fare? Ci andiamo a passare una bella giornata a Roma, io, tu, Checco, magari, vediamo. Vengo pure tu, mo. Come la Bella vedi? idea. Ma tu che data più o meno? Ma fine maggio, sono... Non lo so. Fine maggio, no? Aspetta, Checco, parliamo una volta, se non c'è già normale non ce la prima. Vai, vai. Ho detto, penso che vorrei fare una cosa tipo il 15, il 16, va. Basta che a Nafi 17 compleanno mio, quindi ci può stare, ci può stare. No, vabbè, io No. ho buttato una data là, può essere pure che magari il 7 e l'8 me la capate e partimmo, capito? Basta che mi fai sapere poco prima, per me fosse pure una bella cosa, perché la verità, un grande... Viene pure Jack, Fabri. Jack chi lo guaglione umano. Nobile. Sì. Infatti noi abbiamo pensato di... Come? capito? Quindi a questo punto facciamo tutti quanti insieme. Sì, è una bella idea, una bella idea. Un mega raduno. Si sente male. Un mega raduno, un grande raduno. Comunque un Comic Con tu che ti vesti da Cerrone, ma è che Caruso Comic Con, mi metto una bella, faccio sorriso come Joker, sai? Tu basta camminare. Comunque scusi Diego, sono un grande maleducato perché comunque non ci saluto da nessuno, comunque voglio salutare tutti quelli che ci stanno ascoltando perché veramente stiamo parlando fra di noi e mi devono perdonare, mi devono perdonare. No, ti hanno già perdonato. Lui lo conoscete già, è Fabrizio Cerrone del canale Frank e Cerrone, passate dal suo canale perché fa video molto molto simpatici. E poi basta, che sulle lasci. Ma pazza, sì, È un buon guaglione, fa sì, è onesto, non è che ci sono mai uno. Veramente posso bella faccia a vita, niente di... Viso Non d'angelo. come Checco Caruso, non come Checco Caruso No. perché veramente là... Però ci sto lavorando, ci sto lavorando. Quello è inarrivabile. Lo so. Roberto Di Maggio mi chiede, oltre a Frank inviti qualcuno in live? No, vabbè, stasera no, anche perché noi fra un 10 minuti, un quarto d'ora chiudiamo, che dobbiamo, cioè io almeno ha già faticato, quindi, però ci attrezzeremo, vi giuro che ci attrezzeremo, cercherò di portare qualche ospite giovedì prossimo, vediamo se riesco a fare qualcosa. Non vi prometto niente, perché sto facendo un sacco di cose. Ma come si chiama su Guaglione che hai questa cosa, Diego? Roberto Di Maggio. Roberto Di Ma noi siamo Fabrizio Cerone, Checco Caruso detto Joker, ma non da basta, Diego Laurenti, ma non lo so, ma chi vuoi chiedere? Scusami. Marone, non lo so. Scusa Diego, ma perché ce lo dici? Sai che non fanno solo tu che tu tratta pure, però quando ci vuole ci vuole. No, facciamogliela passare, per stavolta, non fa niente. Non hai capito. Non ha capito chi è Caruso, abbiamo capito. Non hai capito chi è Checco Caruso, bravo, perché chissà a me piace questo fatto che non capiscono chi è Checco Caruso. Me ne vado. No, che cosa? Non fare queste cose. Per favore dici saluto Peppe e Renato. Saluto Peppe e Renato. Sì, ma senti creature che cagna, Diego, ma chi fa tocco figlio ultimamente? No, è a me, scusate, a me. No, è Checco. Ah, tu hai fatto...
Ah, ok, che fatto un figlio. Che fa Renner, che mentre ride via figli. Ah, hai di nuovo a Checco, sotto quella faccia d'angelo. Iscriviti a ricambio, dici il tuo numero di telefono. Come? Ma signa. O fa una ricarica, dico, lo fa. Faresti proprio bene, credo, in questo momento. Bella cinquantina. Ma guarda, pure un ventino mi accontenterei. Basta che Anche un quando provo a decino. chiamare... No, basta che quando provo a chiamare non risponde una signora gentile che dice Tim. Servizi di servizio. Eh, Oh, Fabri, ti ricordi quando facetta ricarica a Bascia all'hotel, tutto convinto che l'avevo fatta? cazzo facette, sì, sì. E navetta fanata. Queste sono cose Sì, eh sì. ti Ci feriscono. sono cose molto tristi che non è il caso di raccontare, Diego, sono pagine tristi. Sono esperienze da dimenticare. Eh sì, eh sì. Ma chi no c'è? Vabbè, Dammi Sidera ha detto che cosa ride sempre. Ciao. Ho preso il posto Eh. di... o stanno offendendo di tutte maniere a su Checco, ma No, perché? no, non mi paragonate, va giù, piace. E qua, pure quando diciamo Vabbè. paragone sorride. Chi secondo me lo tipo che pure quando piglia Tarantella sorride. Sì, sì, pure quando a Busco, sì, pure quando a Busco, guarda, mi si mette a ridere. È una sua... Scusami, ma stai guardando la guagliona mia? sì. Sì. Lo fa accusare a chi? Lo fa accusare ancora di più, chi lo fa ancora di più. Non fornisci più. Sì. No, L'ho vabbè, fatto ad molto averceli, perché... va. ad averceli persone come Checco, ma che lo facessi nella casa mia, ma allora solo che abito lontano, allora abito Checco. Con contenta San Giovanni, San Giovanni. Ma Diego ti propongo un'idea, perché facciamo dei Checco piccolini, facciamo dei gadget e venimmo in coppia e pagine di Facebook. E io, sai come l'immagino? Con la testa un po' più grande che fa Neghist. Ma no, perché lo facessero poco paura, in genere. Li vediamo al Comic Con. Ma sì, ma sì. Ma fa business, ma fa, ma no. Già da pagano dici, dico, dammi il tuo numero, te la faccio io la ricarica. Magari tu quando la ricarico quando fa stasera? Ma mi sono un argomento mio, veramente, mo me ne fa pure a me a ricarica, che cazzo mi si l'argomento. Anzi, ne approfitto perché ho scaduta la promozione. Fabio, ho cambiato telefono io, Ti cambiato telefono, tu tenevi chi lo telefono bianco. Sì, mo basta, mo nero e serio, vedi? Da persona. Fammi vedere. YouTuber. Ho fatto il Non progresso. lo vedo da qua, perché la faccio Checco, voglio più forte me, perché solo a Checco Guarda, mi vedo. È perché lo tieni selezionato, secondo me. Ma io so, ma sei autoselezionato in tuo computer mio. Perché tiene il sorriso selettivo, capito? Mannaggia miseria. Comunque, no, io tengo sempre lo stesso telefono per la cronaca, cioè lo faccio pure, sempre lo stesso, niente di che. Fantastico. Però ringraziando la Madonna, cade un po' troppo spesso ultimamente, non vorrei pestarmi da solo, speriamo che nulla già cagnato, perché mi trovo buona, ci c'è tanto. Mi posso lamentare. Vabbè, se capita. Ma fa la ratta di pallo, insomma. Diego, quando fai un altro amico con i fan, Martina Urso? Martina, penso che lo farò a raggiungimento di un'altra soglia, tipo i 70.000 iscritti. Quando cazzo ci arrivo? Ma mi sembra inarrivabile 100.000 iscritti, Piano piano ce la si fa, ce la si fa. E ci si sa. Pronto? Ci si sa, Avete ci si sa. Avete chiamato Pigroman? Non ho capito, signora. Lo state vedendo metti su. Non ho capito. Mar Rosso. Il Mar Rosso! Il Mar Rosso! No! No! È forte. Signora, chiamata Spider-Man. Bravo. Che È cosa? uno dei più bravi, uno dei più bravi Caruso questa edizione qua. sorride, ma non fa sorridere. No. No, il più bravo per me a Made in Sud è, a parte Francesco Cicchella, Michael Bublé, Bublé, sì. ma poi più forte va giù, su Nonnello Iorio, nonno moderno, E Cardamone. pure, vabbè pure Cristiano, Ivan e Cristiano pure sono bravi. Sì. E Sì, comunque... Mi fa sempre ridere. No, ma Fa sempre ridere, no? quello che secondo me andrebbe cambiato a Made in Sud sarebbe un po' di variazione, nel senso magari fare qualcosa di diverso.
Sì. Però vedo che stanno in fase di transizione, perché alcuni comici stanno facendo pure personaggi nuovi che stanno ingranando. Sì, qualcuno ha cambiato, per fortuna. Qualcun altro invece sembra la stessa cosa, quindi tende un po' ad annoiare dopo un po'. È Però, monotono. boh, sì, dopo un po' sì. Ma Cioè, l'anno scorso quando c'avevo io mi dava più, non lo so, Tori che la cosa, mamma mia, tutte novità, tutte cose. Poi invece un po' meno, però. oh, speriamo che comunque voi di No, vabbè, mo per voi esempio, io sinceramente preferisco avere che dico la mia, ma poi non lo so. dovrebbero fare un programma radio che si chiama Made in Caruso. Allora, scisse Ma se... bello, sono le cose interrotte, senza pubblicità. allora, aspetta, Davide Parapullo mi ha scritto, Dio, quando vieni al Marie Davide, non lo so quando è che ci sarà qualche altra manifestazione al Marie non so ancora le scuole. Cerone, quanti anni hai? Chiede Raffaella. Quanti me ne dai? Vorrei dire, però, vabbè, per un po' cazzo che lo dico sempre, quindi alla fine ce n'ho 31. Spero che tu mi dica che non sembro che ce n'ho 31, perché di solito fa piacere che me lo dicono spesso, che sembra che ce n'ho di meno. Quindi, Sì, io come ti 31. avrei dato 27 anni, 28 anni, Massimo. Ti ringrazio. No, no, è vero, ma me ne hanno sempre 27, 28, e poi pure 25. A me mi fa assai piacere. Sì, sì, molto, molto. Io no, a me invece non si capisce, sta gente che dice ma con me c'è 23 anni, mi sembra che ne hai 17, invece sta gente che fa no, allora sei più grande. Mi sono piccirino. No, aspetti, tu tieni 23 anni, eh? Hai detto. No, tu li dimostri la tua età, forse anche un po' più piccolino, forse 20, vabbè, ma è un complimento però, eh. No, ti ringrazio, meglio così. Checco Caruso invece non morirà mai, Checco Caruso non ha età. Ne dimostro No, 10. Checco Caruso, no, te 80 anni, però questa sua paralisi gli ha dato poi modo, diciamo, Sì, hai capito? anche la pelle Di rimanere sempre... Ogni sorriso me lo danno. Sì, sì. C'è stato un film vecchio. C'è un film vecchio, non mi ricordo come si chiama, ma sta proprio sto scanno, proprio in due cascione, no? Questo è un personaggio che reva sempre. Un film vecchio proprio. E si è visto che reva sempre, e chi si faceva i battute un po' a chi, sai? Ma come fa a ricordare questo personaggio? Salutatemi tutti e tre contemporaneamente, dice Lorella Vaccarillo. Siete pronto? Aiuto. Vai. A chi? Come si chiama? Basta diciamo solo ciao Lorella. Vai, vai. Vai, 1, 3. 1, 2, Ciao 3. Lorella. Ciao Ciao, Lorella. Lorella. Se Giuseppe sapevo sia stato un ragazzo intelligente a quest'ora, al posto di leccare quel pulcino avrebbe leccato un'altra cosa. Vai giù, evitate questi... solo che... Anzi, evitate, poi tu lì giù. Pure tu. No, perché io non è che li leggo prima, li leggo mentre li leggo, capito? Ecco. Ma Giuseppe Sapio è un creatura, prima o poi Giuseppe Sapio si fa stereo, fanno una mazziata e capisci che la ta finì. Sì, ma ci hai mai pensato? Cioè, hai mai pensato? Voglio quando per esempio Giuseppe Sapio farà tipo 20-25 anni, cioè, hai mai pensato? Sì, per esempio io so come si fa, come si... No, io più che altro ho pensato a lui a 26-27 anni quando sarà una persona matura sperando, quando poi ci rivedrà e dirà ma io che facevo questi strunzato. Vabbè, ma secondo me pure, pure noi, secondo me quando facciamo 40 anni, non lo so, dico, secondo me pure a noi ci farà, quando vedi i miei video dici Madonna, pure noi. Sicuramente un po' ci farà anche di più. Però, per esempio, cioè, sapere che tu hai fatto delle stronzate che magari a delle persone che sono piaciute, perché finora non ci stessero negli iscritti, non ci sarebbero le visualizzazioni, è un discorso. Invece riguardarti e vedere che hai fatto delle stronzate e che tanta gente ti ha sempre sfottuto e ti ha sempre trattato come a pezzo processo, e sta facendo un poco più in colpo, capito? Però io, io il fenomeno Giuseppe Sapio non me lo spiego benissimo, perché? Perché ovviamente sì, chi lo fa, lui fa tante stronzate, però per esempio è molto seguito, cioè proprio se mo lascia stare che la maggior parte lo sfottano e tutto il sapere, però comunque fa un sacco di condivisioni, comunque fa un sacco di mi piacciono, e capito me? È un fenomeno proprio particolare. Cioè, un po'... Non si capita mai, io l'ho sempre detto, da ricordo ne parliamo pure vicino, non si capita mai la gente che fa favore. Sì.
Quindi, allora, io vi devo dare una notizia. Visto che io per l'influenza a me per 4 giorni non mi ha fatto fare cacca, mi sta avvenendo lo stimolo. Quindi, Vabbè, ma però potevi evitare sta cosa, cioè, no, Dai. fare cacca tutti quanti. Sono 150 spettatori, o tutti e 150 oltre di me tengono culo, quindi sicuramente lo useranno per fare cacca. no, dico, potevi evitare, lo dici, lo facevi direttamente, fai una cagata innanzi a noi, cioè, secondo me si alza anche l'audience, poi dico, no, sono un'idea. Sicuramente. Ma guarda che secondo me fare la cacca in diretta sarebbe una cosa particolare. Alla Muniz, secondo me lo fanno, io ne ho visto fare Muniz là, ho fatto, come si chiama? O il cesso? Ho il cesso del Ah. culo! Il cesso nel culo. Se non commenti il video non ci vedo che lo hai visto. PS ci tengo tanto. Sclerati, dopo vado a vedere il video, promesso. Dopo lo vado a vedere e ve lo commento. Vabbè, io... Ah, ok. Vincenzo Restino mi dice, questo risponde a questa cosa. Dico, non ho capito ancora il tuo punto di vista su Sapio. Allora, Sapio per me è un ragazzino che ha provato una popolarità, un tipo di popolarità, che è partita positiva, perché bisogna ammetterlo. All'inizio tante persone mettono mi piace alle sue fotografie, dicendo sei bello, eccetera, eccetera. Poi sapete che la gente, come si dice a Napoli, va molto niente, quindi segue la massa. Quando ha cominciato a fare dei video stupidi, Giuseppe Sapio ha visto che la sua popolarità non è che è raddoppiata, è diventata 1 milione di volte più grande in negativo. E quindi lui, essere riconosciuto per strada, per lui, anche magari perché la gente fa un Sapio e magari aspetta a ridere, per lui è già una cosa, ma è comprensibile per un ragazzino questa cosa. Cioè, il mio punto di vista personale, che fosse stato mio fratello, lei si è buffata mazzata e si è detto, tu lo computer per adesso non lo usi, fin quando non capisci che sto sorriso sempre ciao, ha buffata Waller a mezzo mondo. Ma semplicemente per tutelarlo io da fratello, cioè come si sono, rimane a mattina, si scende e fa bottiglia ascella e fa tutti i video e dice bottiglia ascella e la gente come già pigliava il culo, io mi assorbo e a bascia. Cioè quello è il mio punto di vista, libero di fare quello che vuole, se appartenesse a me non glielo farei fare, non condivido quello che fa, punto. O se lo mangio pesciolino, se lo mangia l'aucella, se lo mangio tricheche, se lo mangia la balena e l'elefante, fa quello che cazzo vuole lui e isso che caguzzo a rocco, non è quello il problema. Però, cioè, voglio, io... Dico, ma dici la verità, ma Giuseppe Sapio è tuo fratello? No. Dici la verità. No. Yam. Cosa un po' dici? Mi ha passato pochi di... No, Dicono tutti così, Yam. io non dici che stai stronzata, che lo ci credo, Diego, ti vogliamo bene lo stesso, non sai, non ti preoccupare. No, tu quando poi non frate, non va così. Se fosse avere mi sta con Biatino, non mi stavo lì bene. No, ma non è vero, non mi appartiene proprio. Mi hanno chiesto un sacco di volte, però, hanno chiesto un sacco di persone, ma è tuo fratello, è tuo cugino, è tuo cognato, è nonno, ma no. Ma fosse frate a Checco Caruso, ma io me lo No, non pensavo, no. Io penso, sorriso mi insospettisce. io penso che qualche cosa nei geni che lo liga con Caruso, sicuro. Vabbè, io faccio i fatti, lui parla. Non lo so. Diego, agisse una fotografia che Caruso che si mangiava sushi. Mo tu dici a zecca, però a fare un collegamento. E lo pesciolino russe. Non lo so. Indagheremo su questa cosa, indagheremo. Checco, non ti preoccupare, sei sotto la nostra indagine. No, lui, allora, Checco Caruso è Giuseppe Sapio 2.0. Giuseppe Sapio si mangia pesciolini, si mangia già sushi. Giuseppe Sapio cucina, invece Checco si fa frittata, rimane. Sta 2 passi avanti, capito Checco? No, vabbè, Checco è il cugino, cioè c'ha una parentela il cugino, però non è il fratello. Comunque per dire che abbiamo fatto una pubblicità stasera assurda. Mamma mia, ma già fanno un canale. No, ma non perlomeno mi fa ricarico come l'ha fatto tu, perché a Diego mo sa fa che la voglio.
Ma tu me la fai tu a me perché mi è fuori la promozione. Quindi comincia a segno un numero in coppa chat di Facebook. Quando Vai, stai va. là, no? È il minimo, è il minimo. Vabbè, poi vabbè, comincio a ringraziare tutte le persone che sono state connesse fino ad adesso, perché nonostante stasera ci sia Gabriele Caro, ci sta tipo che era Rodolfo Valentino stasera. Quindi molte ragazze, Rodolfo, sì, sì. molte ragazze Sì. di calore appena avranno visto sta cosa subito avranno fatto "Ah!" E stanno andando. Però nonostante È vero. questo ci sono state 150, 160, 170 persone che sono state connesse, mi fa assai piacere. Grazie a Checco Caruso, ve lo ripeto ancora una volta, lui Grazie a te, grazie a te. mi sta aiutando nella pagina, quindi quando mi contattate in pagina potete parlare sia con me che con Checco, anche se vi dico una cosa, se è una cosa importante parlate con Checco, Checco poi mi riferisce, mi dice guarda c'è sta chissà, eccetera eccetera. Fabrizio Cerrone, inutile che ve lo presento, è il canale Frank e Cerrone, andate a cercarlo su YouTube. Grazie, voglio, grazie. Grazie a Fabrizio che è stato con noi, voglio grazie a tutte le persone che sono state connesse. Fate i vostri saluti Checco e Fabrizio, però non uscite. Vai Fabrizio, inizia tu, vai. Assolutamente. Vai. Grazie Checco, grazie a Checco, grazie a Diego che mi hanno invitato stasera, mi ha fatto piacere, voglio vi saluto a tutti quanti, fans di Diego. Stio Paziano, Diego non è il fratello di Giuseppe Sapio, ma è quello di Checco Caruso. Ecco, mio. Che rimanga ciao Diego, ciao Checco. Ciao. Checco, fai i due saluti. Allora ragazzi, come sempre un ringraziamento a Diego per avermi invitato, Frank che è entrato nel nostro live, un ringraziamento a tutte le persone che ci hanno seguito, mi raccomando mettete mi piace alla diretta e alla pagina di Diego e un saluto a tutti. Guagliù, io invece vi saluto, ci vediamo in settimana, ci vediamo in questi giorni con il nuovo video commento su Diego Laurenti. Vi mando un bacio forte, grazie per essere stati connessi. Adesso vi saluto che dopo 4 giorni vado a fare cacca!